presso i campetti della Villa del Sole si sta svolgendo il memorial dedicato a Totò Contino, organizzato dalla FIGC Delegazione di Agrigento. Siamo col presidente Stefano Valenti. E Stefano, un bel ricordo per Totò. Sì, noi avevamo in mente di fare questo torneo in memoria di Totò, anzi devo dire dispiace farlo perché fare un memorial vuol dire che la persona che tu conosci, che tu stimi, che tu hai avuto vicino per diversi anni non c'è più. E in un certo senso dispiace, però noi lo vogliamo ricordare nel nostro modo, giocando a calcio con dei ragazzi che si confrontano, che giocano a 5 come il suo gioco preferito, anche se era un grandissimo tifoso dell'Ajax, e di conseguenza abbiamo pensato di dedicare questa Coppa delle memorie alle Totò Contino a una di queste 4 società che sicuramente farà suo questo torneo. Giusto ricordare le società? Sì, le società sono 4 e abbiamo Gattopardo Parma, Santa Sofia, Villa Cernato Traina e Ponte di Ferro. Sono queste le 4 società che hanno superato le proprie fasi, i 2 gironi e che praticamente si stanno confrontando, devo dire, con degli incontri veramente con fair play e con una correttezza eccezionale, e che è quello che noi da tanti anni predichiamo in questo nostro comitato. Una stagione che volge quasi al termine, ma le migliori manifestazioni sono quasi alla fine. Ci sarà il premio Fair Play che ora andiamo a presentare, ci sarà anche una bellissima manifestazione di beach soccer per il 2° anno consecutivo. Sì, una stagione che volge al termine. Per noi questo mese di maggio-giugno è un periodo di manifestazioni che si succedono una dopo l'altra. Infatti dopo questo memorial noi saremo giovedì e venerdì a Porto Empedocle per la 2ª edizione dei beach soccer, dove porteremo tantissime bambine della categoria Pulcini giovedì in spiaggia a giocare, a confrontarle, a farle divertire in spiaggia, e poi venerdì porteremo gli esordienti nello stesso campetto per poter farle divertire e soprattutto per farla innamorare di questo nuovo sport, che per noi è nuovo anche se esiste da tanti anni, però anche come delegazione è un'attività nuova e che speriamo possa partire, per poi completare lunedì al Polo Universitario con la nostra festa finale, la chiusura, la cerimonia di premiazione delle società, dirigenti che hanno vinto i campionati, la società che si è contraddistinta per il fair play, la società che hanno vinto la Coppa Disciplina. Sono tutte quelle riconoscimenti che vogliamo dare a tutte queste persone che per tutta la stagione hanno dato il loro contributo affinché l'attività calcistica della nostra provincia vada avanti, a partire dalla 3ª categoria fino ai piccoli amici. Vince il primo memorial Totò Contino di calcio a 5 Under 15, la Gattopardo, e c'è con noi Nicola Salamone, uno dei responsabili della scuola calcio Gattopardo dal 1950 o anche più. Certo, questa oggi è stata una giornata di sport, dei sani valori. Ricordiamo Totò Contino, un promotore del calcio a 5, una persona splendida e squisita. Noi l'abbiamo onorata come tutte le altre squadre che hanno partecipato a questo primo memorial, e devo dire che è stato prima di tutto organizzato benissimo dal Presidente, e poi ho visto veramente molti ragazzi che hanno giocato veramente per divertirsi. Questo è il valore sano dello sport che noi dobbiamo portare avanti. Io ringrazio tutti gli organizzatori, la federazione, e ricordiamo sempre il nostro Totò Contino. È una cosa importante che oggi non ci sono stati né vincitori né vinti, perché ha vinto prima di tutto lo sport. Questa è la cosa che voglio sottolineare, perché è stata una manifestazione ben organizzata. Grazie, e al prossimo anno che parteciperemo sicuramente di nuovo. Jack, il ricordo di Totò per una stagione bellissima per il calcio a 5, peccato non esserci lui. Infatti oggi sono stato qua pure a questa manifestazione, questo torneo riservato ai ragazzi, perché volevo appunto esserci per ricordare ancora una volta la figura di Totò Contino che è stato per tanti anni il promotore del calcio a 5 nella provincia di Agrigento, non per ultimo è stato anche delegato calcio a 5. A me mi lega tantissimo perché ho iniziato con lui questa avventura del calcio a 5, e quest'anno purtroppo questa sua prematura scomparsa ci ha segnato tantissimo a tutti noi.
Naturalmente, come dicevi tu, quest'anno forse è stato il migliore anno, l'esploit del calcio a 5 e del futsal in Agrigento, perché l'Agrega è stato in Serie B, noi dell'Atletico Canicattì abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Sicilia per la prima volta nella storia, una squadra agrigentina che spodesta il suo potere dei palermitani, quindi penso che quest'anno il calcio a 5 diciamo, agrigentino veramente è stato alla ribalta del futsal regionale.